Innovare per competere. E questo ormai è un obbligo per le piccole e medie aziende e le imprese con l'annunciato rilancio dell'economia. E questo è anche l'obiettivo di un bando della Regione Veneto rivolto all'attivazione e alla crescita di strutture di ricerca interne alle imprese. Un'occasione per chi intende dare nuova energia alla propria attività con progetti di innovazione organizzativa e di processo, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico. È stato presentato, nell'ambito di un incontro promosso dal Mandamento di Vicenza, un bando che offre sostegno alle imprese che investono in ricerca e innovazione. Ce ne parla Vladi Riva, responsabile dell'Ufficio Qualità e Innovazione dell'Asso Artigiani. Allora c'è un nuovo bando regionale rivolto alle aziende che vogliono stare al passo con i tempi. Sì, la Regione Veneto ha lanciato un bando con una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro a disposizione delle aziende che ha due fondamentali finalità. La prima è quella di attivare delle strutture di ricerca interna alle aziende e la seconda invece è quella di migliorare la diffusione del trasferimento tecnologico per le PMI. Quale tipo di azienda può essere interessata a questo bando? Beh, quasi tutte le aziende possono essere aziende beneficiarie. Viene data una premialità aggiuntiva ovviamente nel caso ci sia un'aggregazione di aziende che possono competere insieme sul mercato. Ci sono anche dei tempi, delle scadenze per poter aderire? Il bando parte dal 1 di febbraio e scade il 28 per la presentazione delle domande. Come dicevo sono quasi 23 milioni di euro e c'è una dotazione particolare per le piccole e le microimprese di 7 milioni di euro. Quali sono le azioni che vengono, diciamo così, premiate da questo bando? Beh, le attività a bando sono sostanzialmente attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, attività di innovazione di processo, attività di innovazione organizzativa all'interno delle aziende e ci sono due misure appunto dedicate per le piccole aziende che sono gli studi di fattibilità e le azioni di trasferimento tecnologico. Le azioni appunto sono molteplici, i settori di riferimento sono comunque tutti, cioè qualsiasi tipo di azienda di ogni settore può aderire? E quasi tutti quanti, ad esclusione per esempio di alcune aziende come attività legali o contabili. Tipicamente comunque tutte le aziende del manifatturiero e quasi tutte le aziende iscritte all'Associazione Artigiani. Per loro l'Ufficio Innovazione si mette a disposizione per la scrittura delle stesse domande e per seguirle tecnicamente sulle loro esigenze di sviluppo tecnologico.